Sì, stiamo parlando di un sistema economico criminale che di fatto poi drena enormi risorse da quello che poi è il mercato legale, con dietro strutture criminali organizzate, oramai stratificate, abbondantemente presenti sul territorio, con organizzazioni che svolgono quelli che sono i ruoli di una vera e propria attività commerciale ma criminale. Come ripeto, stiamo parlando di danni per milioni e milioni di euro ad un sistema che poi è produttivo e quindi toglie risorse ad un mercato legale, toglie risorse a chi effettivamente poi produce e quindi lavora in questo settore, a partire dai nostri ragazzi. Non si è più tranquilli, uno pensa di avere un abbonamento per poter vedere qualche cosa, poi si trova all'interno di un contesto illegale di fatto. Diciamo che la consapevolezza di trovarsi in un contesto illegale c'è e poi andremo a verificarla. Oltre alle 70 persone denunciate, ovviamente poi verranno approfondite anche il ruolo di chi comunque distribuisce o comunque acquista questa forma illegale di produzione. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un mercato che poi alimenta altri mercati criminali e poi avvantaggia, che porta risorse importanti e si avvantaggia del fatto che si pensa che si sta facendo una piccola cosa, diciamo, ma in realtà si contribuisce in maniera fattiva ad un giro criminale importante con ricavi enormi. Sono gruppi disorganizzati tra loro, poi c'è un'organizzazione unica, se hanno collegamenti questi 70 tra di loro, come? La bontà di questa indagine sta proprio in questo, cioè nel fatto di aver dimostrato dei collegamenti, quindi una vera e propria associazione criminale con vari livelli, con vari ruoli, fino al vertice, che per l'appunto si definiva il gota di questa struttura. Stiamo parlando oggi del 70% del mercato illegale che è stato disarticolato con l'operazione odierna, e l'operazione mira non soltanto quindi a colpire i soggetti ma all'infrastruttura, ed è per questo che è già 48 ore che i ragazzi stanno lavorando per disarticolare l'infrastruttura, quindi andare a sequestrare quella che è l'infrastruttura criminale ed evitare che venga replicato o venga riattivato in breve tempo un sistema criminale che purtroppo è presente sul nostro Voi Il territorio. parlate GOT di è associazione catanese? transazionale, ma sono italiani o stranieri? Il GOTA di che sono italiani? Diciamo che il Gotha è italiano, l'infrastruttura però si appoggia a strutture straniere, questo per avvantaggiarsi anche di quella che è poi diciamo la difficoltà che hanno gli organi inquirenti di poter raggiungere le infrastrutture informatiche importanti, quindi stiamo parlando di diverse centrali che poi accumulano i segnali legali e poi li moltiplicano, li ridistribuiscono verso i clienti. Ma è Con un siciliano il sistema, GOTA oppure dov'è? diciamo che è in area siciliana. Le intercettazioni di fatto sono quasi tutte dialettali. Le intercettazioni sono dialettali e dalle intercettazioni si ricava uno scenario che era immaginato ma oggi per l'appunto viene ricostruito. Legami con Cosa Nostra? Al momento non abbiamo evidenze di questo tipo.